Moderna che rappresento a questo tavolo questa sera, anche a nome del loro presidente, il professor Angelo Foletto, che spero sarà con noi nel corso della serata, ma mi ha pregato intanto di anticipare i suoi saluti e il suo benvenuto. Questa serata, alla quale vi ringrazio di essere intervenuti così numerosi, apre la nuova stagione dell'attività degli amici della Galleria d'Arte Moderna, che è un'associazione proprio finalizzata a far vivere e rivivere questo straordinario museo, che è un patrimonio permanente della città di Milano, proprio attraverso e per la città, quindi rileggerlo con gli occhi dell'oggi e mostrare tutta l'attualità di questo luogo straordinario e le sue potenzialità anche di divenire continuamente non solo un contenitore, ma anche un elemento di dialogo con il presente, quindi non solo un contenitore di meraviglie del passato, ma proprio come queste meraviglie possono diventare un luogo attraverso il quale si può riscoprire anche dei significati nuovi per l'oggi. In questo senso è nato proprio l'idea di presentare questo libro straordinario di Carlo Invernizzi, un libro di poesie che ha un titolo che spero nel corso della serata diventerà meno criptico di quello che sembra, Secretizie, dove c'è tutto il mistero ma anche la fisicità di questa poesia, che è una poesia fatta di visioni, e da qui il legame strettissimo con l'identità di questo luogo, che proprio si sostanziano nella concretezza di una parola, che è un elemento fonico concreto, fisico, e proprio in questo intreccio di specificità che è così inerente anche a questa serata, a questo nostro incontro, c'è in questa poesia una dimensione di rapporto con l'arte visiva, ma anche con la scienza, con la fisicità di una conoscenza che la rende strettamente attuale. Quella di Invernizzi è una lirica filosofica, quindi è una poesia che conosce mentre dice, e come tutte le espressioni di conoscenza è fatta di neologismi che si inventano mentre si conosce, mentre si capisce quello che si ha davanti. È una poesia che appunto ci riporta a una dimensione prima del vedere, proprio noi nell'ascoltare, come ascolteremo questa sera le liriche di Invernizzi, vedremo proprio quello che lui cerca di renderci presente. E apre questo libro Secretizie una collana importantissima di Mimesis Edizioni, che è dedicata proprio a queste relazioni fra letteratura e filosofia. E questa sera appunto avremo, oltre al piacere di ascoltare le letture di Carlo Invernizzi, anche il professor Vincenzo Vitiello, che è l'ideatore e il coordinatore di questa collana, e il professor Massimo Donà, che ci darà una chiave ancora più prettamente filosofica di queste relazioni. Credo di aver già parlato oltre il dovuto, e quindi mi fa piacere lasciare subito la parola, così a mo' di introduzione, a una prima breve lettura di Carlo Invernizzi, che ha scelto alcune liriche così per introdurci subito nel tema del libro che ci leggerà e delle quali ci darà una prima sintetica chiave, per poi passare la parola agli altri ospiti della serata.